Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono dallo stadio comunale di via Faggin a Rio di Ponte San Nicolò, dove si gioca PSN Rio Arcella, gara valida per il campionato FIGC di seconda categoria Girone H. Le formazioni: PSN Calcio Rio in maglia celeste e calzoncini bianchi, Schiavon, Spada, Tonin, Delfinetti, Galeazzo, Lando, Pavan, Fanton, Turetta, Libardi, Frediani. A disposizione di mister Mauro Franco, Furegon, Contin, Grinzato, Miazzo, Boscaro, Cesarotto, Falvo. Arcella in completa tenuta nera: Favero, Fantini, Dario, Carraro, Cuccu, Carraro, Ricci, Latalardo, Uzoaie, Ferron, Cavinato. A disposizione di mister Nicolò Piccolo, Bernardi, Favero, Muradore, Varotto, Casa, Moldovean, De Filippis. Dirige l'incontro il signor Antonio Basile della sezione AIA di Mestre. Passa appena un minuto. Sul traversone dalla destra, Pavan controlla bene e di destro infila sicuro rasoterra dai 16 metri. PSN Rio in vantaggio. Ponte San Nicolò con convinzione ancora pericoloso. È Capitan Delfinetti che si porta al limite dell'area, sinistro insidioso di pochissimo a lato. 16esimo, dopo un ottimo fraseggio degli azzurri, la palla è nella rete dell'Arcella, ma il fischio di Basile è per segnalare il fallo in attacco per gioco pericoloso. Calcio spettacolo al 21esimo, Uzoaie dell'Arcella, assist efficace e da applausi. 30esimo, occasione assist per gli ospiti, Latalardo per il veloce Uzoaie che spara sull'esterno della rete. 31esimo, ospiti meritevoli del pareggio. La veloce azione porta al tiro Capitan Ferron, ma il palo si oppone. Purtroppo il gioco del calcio è anche sorpresa e sul ribaltamento di fronte in mezza rovesciata Turetta raddoppia. Applausi e abbracci per un gol da Cineteca. È il 2-0 per il PSN Rio. 38esimo, ancora Uzoaie, pericoloso, scompiglia la difesa locale e centra per la corrente Ricci che spara alto. Sul finire del tempo Delfinetti viene lasciato troppo solo. Lui va al tiro senza pensarci due volte, il pallone deviato sorvola la traversa. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. L'Arcella ci crede ancora. Ottavo, dai 20 metri Carraro su calcio di punizione impegna l'estremo Schiavon. Passano 10 minuti e Capitan Ferron controlla bene la sfera e serve Uzoaie che colpisce di collo pieno. Schiavon para. 37esimo, è l'epilogo, contropiede degli azzurri. Sulla destra avanza bene Alibardi che vede e serve a centro area Frediani che non sbaglia. È il 3-0 che chiude la partita. Le sostituzioni e i 4 minuti di recupero non mutano il risultato. Finisce 3-0 per il PSN Rio. Ai nostri microfoni Nicola Piccolo, mister dell'Arcella. Allora, 2 gare ancora a secco di punti e di gol. Cosa non va? Siamo ancora all'inizio, dobbiamo crescere, abbiamo un po' di difficoltà nel far gol in questo momento. E, insomma, anche oggi è stata una partita dove gli episodi ci hanno condannato, una squadra comunque sicuramente più tosta di noi, una squadra più esperta che ha concretizzato subito le occasioni che hanno avuto. Dobbiamo lavorare davanti intanto. Ho visto un attaccante particolarmente veloce, il vostro centravanti, però non è supportato a sufficienza dal centrocampo. Ma è un centravanti che va servito in una certa maniera, lui ha bisogno di spazi e allora riesce a dare il meglio. Un centravanti che ha bisogno di profondità, bisogna dargli dei palloni lunghi e lui allora si esprime in velocità in corsa. Qualche meccanismo da oliare, i prossimi programmi, la partita in casa? Adesso abbiamo il Due Monti, un'altra squadra forte, tosta, esperta. Vedremo di far bene lì, vedremo di prenderci un po' di punti lì intanto. Ai nostri microfoni anche Mauro Franco, allenatore della squadra di casa. Un commento sulla partita di oggi che vi ha visti nettamente vittoriosi. Niente, abbiamo fatto una buonissima partita, siamo partiti subito bene con 2 occasioni nei primi minuti, abbiamo trovato il gol per cui la partita è stata anche un attimino in discesa. Ho visto una buona reazione della squadra avversaria, hanno creato 2 ottime occasioni e potevano pareggiare, poi abbiamo trovato il gran gol di Turetta in semirovesciata e lì
magari abbiamo fatto così qualcosina in più, loro si sono seduti un attimo. Nel secondo tempo credo che la mia squadra abbia dimostrato la superiorità in campo anche sul piano del gioco, abbiamo trovato il terzo gol e poi abbiamo amministrato bene la partita, direi che abbiamo fatto bene. Allora, 2 partite, 6 punti, si sogna? Si sta con i piedi per terra, la squadra comunque è stata costruita per arrivare più in alto possibile, certo che c'è ancora tanta strada, il lavoro da fare è ancora tanto, però il gruppo è solido, la società mi ha dato la possibilità di avere una squadra competitiva e cercheremo fino alla fine di mantenere i nostri obiettivi, insomma, ecco, che sono quelli di arrivare più in alto possibile. Sergio Schiavon, responsabile della prima squadra del PSN Rio. Allora, tutto bene? Programmi per questa stagione? Ma siamo partiti bene, quest'anno abbiamo delle velleità, siamo scesi l'anno scorso e quest'anno vogliamo continuare a far bene, siamo partiti bene e quindi penso che la strada è lunga, però visto che qui c'è un gruppo eccezionale come ragazzi, dei dirigenti fantastici che tutti si danno la fare per lavorare, per contribuire a raggiungere i risultati che speriamo che vengano prossimamente. Insomma. Quindi la voglia è di salire di categoria? Diciamo che noi siamo scesi un po' malamente l'anno scorso e ci siamo rimasti molto male, quindi quest'anno vogliamo veramente fare molto bene. Quindi non play-out ma play-off? Puntiamo decisamente a entrare a fare i play-off, senz'altro. Della partita di oggi qualcuno dei ragazzi da così premiare particolarmente, che ha visto più in palla? Ma ho visto un capitano fantastico, che è un ragazzo fantastico che si chiama Delfinetti, e poi anche tutti gli altri non sono da meno, insomma sarebbe un peccato elogiare qualcuno e dimenticarsi degli altri. Per me sono tutti bravi ragazzi, sia quelli che sono in panchina, voglio ricordare anche quelli che stanno in panchina, cioè, stiamo lavorando, questo qui come vi ripeto è un gruppo che farà strada. Ai nostri microfoni il presidente Riccardo Lo Giudice. Allora, lasciamo il microfono libero per un commento sulla gara di oggi. Cosa voglio dire? Innanzitutto ringrazio Telecittà perché comunque ci dà la possibilità di farci vedere, farci notare un po' anche dagli altri. La partita di oggi, la fortuna bisogna aiutarla, superiori non lo so, il risultato è stato molto utile, i ragazzi ci sono, ci credono e dobbiamo aspettare anche le altre partite perché comunque è un campionato ancora lungo, questa qui è la seconda partita, in Veneto si dice che il vantaggio va bene anche a Paisotti, perciò 6 punti su 2 partite, 0 gol e 4 gol fatti, comunque va bene. Ok, grazie Presidente. Niente, a voi, grazie a voi, salve.